Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Buongiorno al nostro ospite di questa mattina, il professor Salvatore Pucciarelli, direttore della clinica chirurgica prima dell'Università di Padova. Parliamo di chirurgia, ma chirurgia che vogliamo abbinare a un ragionamento sulla prevenzione, perché il 90% della vostra attività è chirurgia oncologica, però prima di arrivare al tavolo operatorio, dove indubbiamente fate dei miracoli, c'è la certificazione che se si segue un iter di screening e prevenzione si arriva sul tavolo operatorio per guarire e anche si possono evitare delle degenerazioni, perché oggi più che mai di tumore si può guarire. Sicuramente sì, almeno per i tumori più frequenti come il cancro della mammella e il cancro del colon retto, i tassi di guarigione sono aumentati in maniera importante rispetto al passato, e soprattutto con l'avvento dello screening, dove questo funziona, si è avuto una riduzione sia nell'incidenza dei tumori, in particolare il tumore del colon retto per esempio, ma anche nella mortalità per cancro. Ecco. Quindi è vero che la chirurgia deve fare il suo lavoro, come l'oncologia, come la radioterapia, ma è molto più utile, molto più cost effective fare una prevenzione che sia efficace, perché favorisce anche il nostro lavoro. Quanti interventi fate annualmente, mensilmente? Allora, noi nella nostra clinica operiamo circa 1.600-1.800 interventi l'anno, e generalmente sono di pertinenza oncologica, anche se, almeno per come è organizzata a Padova la sanità, una parte dei nostri interventi è riservata alla chirurgia d'urgenza, quei pazienti che arrivano al pronto soccorso e devono essere operati, e quello tocca tutte le chirurgie di Padova, per cui noi facciamo la nostra parte come le altre chirurgie. Se, come è probabile, sarà organizzata anche a Padova una chirurgia d'urgenza, le nostre chirurgie potranno fare un lavoro dedicato alla chirurgia d'elezione, e diciamo con aumentare la qualità e anche la specificità di queste chirurgie. Non ci saranno più le chirurgie generali di un tempo in cui il chirurgo faceva tutto dal melanoma agli arti, alla chirurgia vascolare. Adesso ci saranno chirurgie molto più, indirizzi molto più specifici. Sarà quella che si occupa di colon retto, quella che si occupa di stomaco e esofago, quella che si occupa di fegato, e questo è un vantaggio. In pratica ci allineiamo a quelli che sono gli standard internazionali. Quanto è importante avere una specialistica anche nell'atto chirurgico? Tantissimo, tantissimo, perché ormai è noto, è stranoto che il chirurgo è un fattore prognostico indipendente. Mi spiego. Cioè un fattore prognostico è quello che incide sulla sopravvivenza di una malattia. Faccio un esempio: uno stadio molto avanzato è un fattore prognostico negativo, più lo stadio è avanzato più la mortalità aumenta. Ecco. Fra i fattori prognostici c'è il chirurgo, più il chirurgo è bravo, più fare la resezione della parte... A saper fare il suo lavoro, non solo la parte prettamente tecnica di tagli e cuci, ma l'indicazione all'intervento, la giusta indicazione, l'indicazione a quell'intervento piuttosto che un altro. E qui mi pare che faccia riferimento alla chirurgia a cielo aperto, alla laparoscopia, che magari il paziente tende a voler essere operato in laparoscopia perché sembra meno invasivo, invece
Bisogna seguire le indicazioni del chirurgo. Esatto, anche quello, ma più in generale alcune malattie, alcuni tumori si possono curare con tipi diversi di interventi o con tipi diversi di approcci diversi di chirurgia, radioterapia, oncologia, approccio di tipo laparoscopico oppure con la chirurgia convenzionale open. Ci sono vari modi di affrontare lo stesso problema, non è detto che tutti siano equivalenti. Il chirurgo bravo, l'equipe brava, che può anche non includere solo il chirurgo, ma può includere i radioterapisti, gli oncologi che lavorano tutti assieme, sono in grado di trovare, è come un sarto che fa l'abito su misura, quello giusto, che è meglio dell'abito fatto così, su standard uguale per tutti. Quanto è importante, lei faceva riferimento, no, all'equipe, quanto è importante per voi chirurghi, oncologi, essere in stretto contatto con gli oncologi veri e propri, anche per delineare il percorso pre- e post-operatorio? Per alcune neoplasie, adesso parlo per esempio per i tumori del retto, è fondamentale, addirittura c'è l'indicazione che alcuni tipi di neoplasie come il cancro del retto possono essere trattati solo in quei centri in cui c'è un'equipe multidisciplinare. Perché? Perché il chirurgo, cioè non è più come una volta che il chirurgo faceva tutto, prendeva il paziente, lo operava, lo guariva e finiva lì. Se c'è bisogno della chemioterapia deve fare la chemioterapia, se c'è bisogno della radioterapia deve fare la radioterapia. I risultati sono molto migliori quando i tumori sono affrontati in maniera multidisciplinare e adesso quasi tutti i grossi centri, quelli più importanti, più qualificati, si avvalgono dei cosiddetti GOM, cioè gruppi multidisciplinari che decidono qual è l'iter terapeutico del paziente. Non è più solo uno specialista che decide qual è la cosa che si deve fare per quel paziente con quella neoplasia in quello stadio, ma è un insieme di specialisti che include queste tre grosse unità, ma include anche altri specialisti che possono essere il gastroenterologo, il patologo, il radiologo, e quindi la qualità è migliore perché la cura è determinata da specialisti di quella particolare materia e di quel particolare tumore in alcuni casi. Quanto la diagnostica per immagini vi aiuta e quanto è anche importante sapere per il paziente che prima dell'intervento, dopo l'intervento deve seguire, no, un follow up che continui esami, risonanze, TAC, PET, che poi alla fine permettono di seguire il percorso e l'evoluzione della malattia e della guarigione. Mi ha fatto due domande diverse e rispondo prima l'una e per l'altra. Cioè qual è l'utilità degli esami prima dell'intervento? Tantissimo, perché a seconda dello stadio della malattia si sceglie un approccio terapeutico invece di un altro. Faccio un esempio. Un cancro del retto in primo stadio clinico, cioè stadiato con la TAC, la risonanza in primo stadio, deve fare solo l'intervento chirurgico, è più che adeguato e dà dei risultati eccellenti. Un tumore più avanzato, del secondo, terzo stadio, deve fare radiochemioterapia e poi fare l'intervento chirurgico. E questo perché si fa prima in questo caso? Si fa prima perché per vari motivi. Uno dei motivi principali è perché, le faccio un esempio della radioterapia. Una cosa è che io irradio una zona di intestino che poi con l'intervento successivamente tolgo e rifaccio un'anastomosi con del colon sano. Una cosa è che io faccio prima tutto l'intervento e poi irradio quella zona che gli resterà poi per sempre. Cioè io con la radioterapia fatta dopo l'intervento danneggio un tratto di intestino che resta al paziente. Invece se la faccio prima io danneggio quel tratto di intestino e anche il tumore, ma dopo io lo sostituisco con del tessuto sano, non solo. Ma se dopo un intervento chirurgico, le faccio un esempio, il 30% dei pazienti non può fare la radioterapia perché ha avuto complicanze con l'intervento, e quindi una parte dei pazienti non fa il trattamento completo,
Se io la terapia la faccio prima, io quel trattamento lo posso fare completo praticamente a tutti, cioè passo dal 70 al 98% di terapia completata per quel tipo e quindi do dei vantaggi di cura al paziente. L'altro discorso che faceva lei, quello del follow-up, di farsi seguire dopo l'intervento, questo è un po' più controverso perché non c'è uno schema concordato, condiviso da tutti. Una cosa è sicura, che un paziente deve essere seguito, perché nel momento in cui viene seguito, se la malattia dovesse rifarsi viva, dovesse ripresentarsi, c'è la possibilità di curare anche la recidiva della malattia. Mentre se io il paziente lo opero, poi lo abbandono, non lo vedo più, ecco, nel momento in cui è la recidiva può darsi che arrivi tardi e non sono più in grado di curarlo. Il paziente tende a seguire l'iter indicato oppure magari dopo l'intervento chirurgico, supponiamo quelli che non devono sottoporsi ad altri trattamenti, così sparisce perché crede, e qui entriamo anche sempre nell'ambito della prevenzione, no? Sì, diciamo che per quella che è la nostra esperienza, noi abbiamo pochissimi pazienti persi al follow-up, cioè quasi tutti sono presenti come dei soldatini. Si fanno seguire. È chiaro che poi è sempre una questione individuale, ci sono quelle persone che più stanno lontano dagli ospedali, più sono felici perché già l'idea solo di entrare in ospedale gli provoca una sofferenza. È comprensibile che ci sia una quota piccola che si perde nei controlli. Però diciamo che in Italia, nel Veneto in particolare, la percentuale di pazienti che si fa seguire nel follow-up nei controlli successivi all'intervento è molto molto alta. La percentuale di recidiva, parliamo di tumore al colon retto, che mi sembra anche un po' la specializzazione della vostra chirurgia, qual è a seconda poi dello stadio? Perché poi eravamo arrivati al secondo stadio, no? La recidiva significa quando la malattia si ripresenta dopo che è stata curata, ecco, quindi in genere si parla di recidiva negli stadi in cui la malattia è curata inizialmente. Quando una malattia non è curata, come nel quarto stadio, perché ci sono metastasi, e lì non si può parlare di recidive, ma la malattia persiste, è un altro discorso. Diciamo che questo è stato un progresso enorme, soprattutto nel cancro del retto c'è stato un progresso enorme su questo campo. Alla fine degli anni del secolo scorso le percentuali di recidiva per il cancro del retto trattato con la sola chirurgia arrivavano a un quarto, cioè un paziente su 4 trattato solo con l'intervento chirurgico, la malattia gli si ripresentava entro 5 anni. Attualmente noi, parlo della casistica anche proprio nostra, del mio istituto, ma anche che è uguale, simile a quella di molti dei migliori centri anche mondiali, stiamo sotto il 5%, quindi vuol dire che abbiamo fatto un guadagno, siamo passati dal 25 al 3 o 4%, e questo grazie a una migliore chirurgia, più precisa, che tende a conservare di più i piani chirurgici giusti, meno sanguigna, meno cruenta, ma è dovuta anche all'impiego di terapie associate come la radioterapia e la chemioterapia. Però siamo stati in grado, ovviamente non solo noi, per fortuna tanti centri anche in Italia, siamo stati in grado di migliorare in maniera notevolissima questa percentuale. Lei diceva una chirurgia meno invasiva perché ci sono strumenti più precisi e quindi permettono interventi più mirati. Si sente sempre parlare di robot, di cose avveniristiche che abbattono il dolore, o forse è cambiata anche la tecnica, l'approccio alla parte interessata dalla malattia? Io le posso dire così per esperienza personale, perché ho iniziato tanti anni fa. Quando ho iniziato io da studente, un intervento in cui non si perdesse almeno 500-600 cc di sangue, il chirurgo lo considerava di serie C. No, Dracula, dico come battuta, no? Cioè, doveva essere cruento per essere un vero intervento. Adesso si tende a fare interventi esangui,
sia che uno li faccia con la tecnica chirurgica convenzionale, a maggior ragione se uno lo fa in laparoscopia. Buona parte degli interventi che noi facciamo attualmente, parlo del colon retto, ma anche sono interventi in cui a volte ci sono pazienti in cui non utilizziamo neanche l'aspiratore, cioè perde meno sangue con un intervento chirurgico grosso che non con un prelievo di sangue per fare la glicemia. Ecco, questa è, diciamo, la direzione. Poi ovviamente non è che tutti gli interventi sono esangui, non tutti gli interventi sono semplici, soprattutto se sono reinterventi, se sono neoplasie grosse, se c'è infiltrazione di altri organi, adesso non voglio far sembrare la cosa banale, però noi vediamo interventi assolutamente esangui. Questo è dovuto alle tecniche nuove, alla bravura dei chirurghi, alla migliore conoscenza dell'anatomia, all'utilizzo di tecniche nuove come la laparoscopia, come il robot, e un insieme di cose. Ecco, vorrei... Cioè si acquisiscono nuove competenze, nuove tecnologie, ma si porta sempre il bagaglio delle esperienze pregresse, mai niente viene lasciato. Sì, io credo, è una mia idea e sicuramente molti altri chirurghi non saranno d'accordo. Un chirurgo deve saper fare la chirurgia aperta, la chirurgia laparoscopica, deve saper fare tutto, perché il giorno in cui si trova a dover convertire un intervento da laparoscopico a chirurgia convenzionale, perché può succedere, certo. Anche in corso d'opera? Anche in corso d'opera, si chiama conversione, conversione nel senso che si passa dalla chirurgia laparoscopica all'altra, esatto. Deve saper fare anche la chirurgia. Oggi come oggi rischiamo di trovarci fra qualche anno con dei chirurghi molto bravi in laparoscopia che il giorno in cui sono costretti ad aprire una pancia si perdono perché non sanno, perché non hanno avuto... Bisogna evitare le esagerazioni in un senso o nell'altro, bisogna sempre utilizzare la tecnica migliore, ma se serve bisogna essere in grado di fare anche la chirurgia convenzionale, così come col tempo, e qui Padova è un esempio perché anche noi adesso ci siamo dotati di un robot. Anche a Padova si comincerà a fare chirurgia però robotica. Dipende dal caso, non è che tutti possiamo essere operati dal robot, no? È anche questo che, torniamo al discorso che faceva inizialmente, affidarsi al chirurgo che a seconda della tipologia del tumore o della parte da asportare si deve seguire una strada piuttosto che un'altra. Esatto, è sbagliato dire che quella tecnica lì va bene per tutto, è sbagliato dire che il robot va bene per tutti gli interventi, o che per la laparoscopia va bene per tutti gli interventi, o che la chirurgia convenzionale va bene per tutti gli interventi. Torniamo alla prevenzione, perché so che voi ci tenete particolarmente a sottolineare l'importanza dello screening che in Veneto si fa quando ci arriva a casa la lettera, no? Si compiono 50 anni, arriva la letterina e purtroppo noi tanti la mettono nel cassetto. In realtà proprio nel caso del tumore del colon retto, cioè, polipi benigni asportati in una fase innocua, se lasciati lì possono trasformarsi in qualcosa di brutto. Funziona così, se non sbaglio? Sì, lo screening è quella metodica che permette una diagnosi precoce sia di tumori, nel senso che di cancri, nel senso di tumori maligni, nel senso che si fa la diagnosi di questi tumori in stadi iniziali e quindi con più probabilità di guarire definitivamente. Ma la cosa più importante nel caso del colon retto è che si fa diagnosi di polipi, cioè di lesioni precancerose, polipi adenomatosi cosiddetti, i quali non sono ancora cancri, ma che lo possono diventare. Cioè la maggior parte dei cancri del colon retto, circa l'80%, anche il 90%, origina da polipi benigni. Quindi se io utilizzo una metodica in cui riesco a togliere questi polipi prima che diventino cancri, ovviamente il risultato sarà quello di avere una riduzione dell'incidenza del cancro, cioè quel cancro tenderà a diminuire col tempo, come sta succedendo in Italia in quelle regioni in cui viene fatto lo screening e in cui la compliance, questo è il termine tecnico, che significa in pratica
quante persone fanno lo screening, perché se lo screening lo fanno l'80% della popolazione, l'80% è un conto, se lo screening lo fa il 10% cambia tutto, tant'è vero che in Italia le regioni in cui la compliance allo screening supera il 60% hanno dei risultati in termini di riduzione della diagnosi di cancro e di mortalità per cancro del colon retto significativamente più bassa rispetto a quelle regioni invece il cui tasso di compliance è sotto inferiore al 15%. E le regioni ovviamente sono quelle del Mezzogiorno? Diciamo che il Veneto è fra le regioni virtuose come la Lombardia, come la Toscana, come il Piemonte. Ecco. Ma è sufficiente per lo screening l'esame del sangue occulto o è bene, passati i 50, fare la colonscopia? Perché, e poi anche qui c'è un distinguo, perché chi ha familiarità, poi entriamo anche nel dato del se il tumore è di origine genetica, quindi ci sono tanti elementi, no, da mettere sul piatto. Sì. Allora intanto va fatta chiarezza, lo screening e la sorveglianza sono due cose diverse. Lo screening viene fatto nei soggetti il cui unico fattore di rischio è l'età. Bene, uno superato i 50 anni ha un rischio maggiore di avere cancro del colon retto. La sorveglianza invece viene fatta su quelle categorie di individui che hanno un rischio, oltre all'età, hanno anche altri rischi. Faccio un esempio. Una familiarità molto spiccata, una ereditarietà, il fatto di aver avuto un altro tumore del colon prima espone a un rischio di avere cancro del colon molto maggiore rispetto a quelli che hanno come fattore di rischio solo l'età. Allora in questi soggetti non si fa lo screening, si fa sorveglianza ed le metodiche della sorveglianza sono molto più aggressive, molto più frequenti le colonscopie, i controlli eccetera. Quando si parla di screening si parla solo di rischio dovuto all'età. Ci sono varie modalità di fare lo screening, c'è quello che fa il sangue occulto, vari tipi di sangue occulto, c'è quelli che fanno la rettosigmoidoscopia più il sangue occulto. Che cos'è? Rettosigmoidoscopia, cioè fanno invece di vedere tutto il colon con uno strumento endoscopico, guardano solo gli ultimi 30-40 cm. Che per il paziente più o meno è la stessa cosa, meno invasiva? Beh, è meno invasiva della coloscopia, sì, ma però sicuramente è più invasiva del semplice sangue occulto. Si fa sempre in sedazione o... No, la rettosigmoidoscopia si può fare anche non in sedazione. Quindi ci sono vari modi di fare lo screening. Diciamo che in generale, indipendentemente dal modo, quello che conta è farlo, è che una nazione, una regione scelga una metodica, perché è difficile compararle fra di loro tutte queste metodiche, ma l'importante è che se ne scelga una e che venga fatta quella lì. È più importante è fare lo screening, quello che è importante, poi sulla metodica si può discutere. Noi qui in Italia, in Veneto, facciamo il test del sangue occulto fecale, se è positivo poi uno fa la colonscopia. C'è chi dice che fare una colonscopia ogni 10 anni è la cosa migliore, ma la colonscopia ovviamente è un esame molto più aggressivo e fastidioso che non fare la raccolta delle feci e portare la provetta in laboratorio. Lei parlava di ereditarietà, significa che se io ho un parente, un familiare che ha avuto un tumore, comunque ha una percentuale di svilupparlo, o solo se è stato evidenziato che è un gene in qualche modo a determinare la trasformazione delle cellule? L'ha spiegato già lei la differenza. Bisogna distinguere l'ereditarietà dalla familiarità. La familiarità vuol dire che è una cosa che si riscontra in una famiglia con una frequenza superiore. Anche l'obesità, per esempio, in una famiglia ci sono su 8 persone, 7 superano i 90 kg, ma non perché c'è una trasmissione genetica, semplicemente perché la mamma cucina bene, la mamma è un'ottima cuoca e quello non è un problema ereditario, è di bravura a cucinare, ecco. Quella è una cosa familiare, cioè dovuta al fatto che in quell'ambito familiare, in quella situazione diciamo di paese, di regione, ci sono alcune abitudini, alcune caratteristiche che possono favorire
I tumori familiari nel colon retto sono circa attorno al 20-25%. Ereditario invece è tutta un'altra cosa. Ereditario è quando uno dei due genitori, o anche tutti e due a seconda del tipo di ereditarietà, trasmettono al figlio il gene che contiene l'alterazione che permette lo sviluppo del tumore. Ecco, questa è una cosa molto più rara. Se la familiarità siamo attorno al 20-25% nel cancro del colon retto, l'ereditarietà siamo attorno al 3-5%. Lei diceva appunto che lo screening e la sorveglianza in Veneto vengono fatti in maniera metodica con una percentuale molto alta. Quanti casi ancora vedete che vi arrivano in sala operatoria dove si poteva intervenire prima? Purtroppo ancora tanti, cioè è vero che lo screening ha avuto il suo effetto, è vero che ha ridotto la mortalità per cancro del colon, però è anche vero che noi tuttora su 100 cancri del colon che vediamo, il 20-25% ci arrivano già che hanno metastasi, quindi vuol dire che è stato fatto tanto, ma c'è ancora da fare molto. Io ringrazio il professor Salvatore Pucciarelli, direttore della clinica chirurgica prima dell'Università di Padova, per questa conversazione, per queste preziose informazioni. Ringrazio voi per essere rimasti con noi questa mattina a 7 in punto. Torniamo domani mattina con gli approfondimenti durante la giornata, l'edizione del TG. Grazie, arrivederci. Arrivederci.